No, I'm not a writer. Ah, sono già in onda. Buono sta roba, mi prende così un po' impreparato. No, comunque, quello che volevo dire è che vedi lo screenshot che ti ho fatto. Ara che capolavori, ara che calligrafia. Vedi, quando apri un video, lì c'è l'icona con la rotellina, tu devi cliccare quella e mettere come risoluzione 1080p, così vedi i video molto più dettagliati. Cane pericoloso, stai facendo nanna? Va bene, io vado a vedere fuori la pericolosità del fuori. Cosa c'è? Tac. Buongiorno. Ha smesso di piovere. Ma c'è ancora. Ah, loro stanno pescando. Che forte. E io sono qua. Yeah. Proprio una bella abitazione oggi. Molto rilassante come abitazione. Dov'è questo cane? Lemmy, vuoi che andiamo a farci un giro? Andiamo? No, vuoi stare nella cuccia? Stai bene nella cuccia? Ti ho dato anche il mio coso, il mio asciugamano figo. Il mio asciugamano figo. Dimmi, raccontami tutto. Raccontami tutto. Guarda che scene. Che scene. Guarda che tipo. Andiamo a vedere il famoso bar. Senti che temporale, senti. Si vede niente. Forte, cos'è un Mercedes? Sì. Roba d'epoca. Se è meglio che andiamo che spazzarotto. Già smerdato tutto il dentro del camper. Vabbè. Cane! Dai, vieni! Brava che eviti le pozzanghere più dure, come quelle di Battisti. Venghi cane! Vara che bellezza che abbiamo qui. Ciao bellezza. Cosa stai facendo? Ti stai facendo il bagnetto? Stai facendo il bagnetto? Amy, non mi caghi. Ma io so come attirare la tua attenzione, perché io ho visto un gatto. Sì. Vedi che se dico così mi ascolti, però sei un po' stronza, un po' stronzita. Dov'è il gatto? È là fuori? O ti ho mentito? Ho usato la falsità. Amy. Che faccia che... E quando è così, tac one, tac two,
e via a pulire, si pulisce tutto. Guarda che bravi, che igienici che siamo molto bravi, vero Amy? Molto bravi. Te, 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 il ballo del tetè. Eccoci qua. Allora, io che sono sempre un po' precisino, gli ho scritto egregio signor meccanico, cioè non gli ho scritto così, però insomma è sottointeso, no? Lavoretti da fare, no? Che devo portarlo dalla prossima settimana. Cambiare la cinghia di distribuzione perché è vecchia, non per i chilometri, quindi mi arriva quella nuova e lui me la cambia. Chiudere la valvola EGR, ne abbiamo già parlato, per dare un po' più di potenza al camper, no? Facciamo un mini tuning. Collegare il cavo dell'acceleratore, il famoso cavo dell'acceleratore, dopo lo metterò come chilometraggio a 180.000 km, no? Più o meno a quelli. Regolare i fari, di sera mi rompono i coglioni, saranno alti. Controllo olio, controllo filtri, controllo frizione e cambio. Non è che va male, cioè anzi va benissimo, però non si sa mai, cioè il camper l'ho preso nuovo, voglio conoscerlo, no? Dopo lui magari sente anche a mano, cioè solo schiacciando la frizione come è messa e altro. Idem sospensioni e braccetti, cioè lui a mano, ha l'esperienza, sa. Controllo generale appunto perché non so come è messo. Quando schiaccio la frizione per cambiare le marce si sente vibrare sotto al volante, non so se è normale, boh, magari anche tu, se sei un tu che ha il Granduca, cioè il Ducato come il mio del 92, magari non so, dimmi tu, cioè senti proprio tipo, non so, tipo del ferro che sbatte sulla plastica, che vibra, no? Io ho risolto mettendo, cos'è che avevo messo? Chiudendo con delle fascette, diciamo dei cavi volanti, però boh, continua ancora a fare rumore. Mi piace perché nel mio canale più che dare informazioni le chiedo, no? Fantastico. Il cielo ha rapito Remedios la bella, la, guarda che bel panorama. Ti porto a vedere. Ara che robe. Beh, ma forse da qua non ha lo stesso effetto, però è veramente molto bello. Pertanto domani quando mi farò il caffettino vedrò questa cosa qui. Se dovrò salutare la bici vedrò questa cosa qui. Quando farò colazione sta roba qui, il laghetto non è male. E domani mattina quando mi sveglierò sta roba qui, molto buono. Questa è la finestra magica. È magica perché cambia sempre posto, no? Ara che è super ambaradam, questa è una cosa che interessa gli appassionati di GoPro. Tieni conto, allora questo bastone in realtà preso su Amazon è lo stesso bastone di merda che avevo prima, quello che si è rotto la parte qua dove colleghi la roba, e che sì, insomma lo stabilizzatore non è neanche tanto pesante. L'unica differenza aveva sto laccetto da attaccargli il telefono, che vabbè, se uno sapeva prendeva un altro magari diverso e gli attaccava a questo, vabbè, insomma. Poi cosa ci ho messo? Ci ho messo le due cose della Smart Tree in alluminio, perché queste hanno anche la chiavetta se si vuole chiudere e aprire in modo molto saldo. Lo stabilizzatore è il famoso Feiyu VG3, dovrebbe essere, sì, VG3. Wearable sta per VG perché ha l'aggancio GoPro, l'aggancio universale, quindi tu lo puoi attaccare ovunque, pettorina di cane pericoloso, su un casco, sulla bicicletta, sul bastone allungabile, che non dico selfie perché la parola non mi piace. Ha le sue due batterie, le ricarichi, ogni volta per ricaricarle devi staccarlo. Io credo che questo non funzioni come ricarica, dalla mia esperienza. Ha le sue due batterie, eccole qui, ne ho preso un bel po' di scorta su Amazon che costavano una monata, ovviamente ho preso quelle tarocche. Per accenderlo tieni premuto, fa un po' di casino perché non ha il peso giustamente della GoPro, ci voleva la GoPro a dargli peso. Ti attacco il coso, aspetta, la cicca elettronica, mi stabilizzi la cicca elettronica, così fumo stabilizzato. Oh, guarda che roba, giusta però mi sa che pesa troppo. E sto giocattolino, come hai visto nei video, ti dà la possibilità di tenere la GoPro sempre dritta sull'asse, cioè in qualsiasi posizione tu lo muovi lei resta sempre così dritta, no? Quindi così, e lui fa sto gioco qua, hai capito?
Altrimenti c'è anche la modalità seguimi, quindi se tu lo inclini la GoPro tac fa così, quindi guarda dove tu vuoi fargli guardare. Sulle altre modalità alla fine è sempre asse, però capovolto all'altra parte, questo per farla tornare quando lo giri in altre angolazioni, hai capito? Diciamo molto buono come giocattolino. Il fatto che le batterie si scaricano relativamente rapidamente, chi se ne frega, perché prendi quelle tarocche che non costano niente e risolvi il problema. L'unico problemino è che se tu hai un backpack che è la parte dietro di una GoPro tipo quello che ho io per il microfono, gli aumenta di peso, e questo ogni tanto come peso, soprattutto no, ma neanche soprattutto quando è scarica, se ha troppo peso, quindi GoPro più backpack, vai tipo in bicicletta, al minimo colpettino pack si spegne, hai capito, ti va giù. Purtroppo è così. Con la GoPro e basta invece ho provato, puoi sbatterla e fargli tutto quello che vuoi. So che a te tu non ti interessano i PC e la GoPro, però ci sono altri tu che hanno la GoPro e che gli interessano sti PC qua, no? Come costo, cioè, sai, quella volta l'ho aspettato tanto, sai che ero completamente senza cash, e 180 euro circa, però li vale, cioè i video vengono in tutt'altra maniera. Certo, da prenderci un po' la mano, cosa che io sto iniziando a prendere proprio adesso, dopo mesi e mesi e mesi che ce l'ho, per fare dei video decenti, soprattutto con lo stabilizzatore, cioè devi muoverlo piano, cioè non come me, ara qua, ara là, ara qua, cioè capisci, viene fuori una... vanifichi, no, il senso dello stabilizzatore. E questo invece è il famoso microfono che mo te lo faccio vedere, il Removo A1M1, che sono le due parti, no? A1M1. Microfono direi, cioè, eccezionale come idea, come qualità del microfono, ma neanche mica tanto, no? Cioè sinceramente non tira molto la distanza, tirerà tipo 6 metri a volte. Però insomma è più che sufficiente per quello che uno deve fare. A volte con le vibrazioni del motore, però qua non ho capito se la GoPro o il microfono, l'audio salta o si sente estremamente disturbato. Questo è il backpack dietro, qua lo accendi e lo spegni per risparmiare batteria, dura adesso, oddio non mi ricordo quant'era, 4 ore di registrazione mi pare, quindi insomma anche una buona durata. Non fare affidamento su di me, vatti a informare. Questo è l'attacco per la GoPro, cioè tu gliela agganzi, gli attacchi questo cavo qui, gli dà anche alimentazione, nel senso che se metti sotto carica questo, carichi contemporaneamente sia il backpack che il trasmettitore del microfono che la GoPro. E il microfonino è questo qui, con la sua bella clip, ha anche, o aveva, eccola qua, la custodia, la gomma piuma per il vento, no? Se non il cane e la Valeria, il vento o l'aria. Tu gli metti questa e rimuovi l'effetto che ti fa ogni volta che fa così, hai capito, no? C'ha anche quella subacquea, ma non l'ho mai usata perché non faccio chissà che grandi discorsi quando sono sott'acqua. Il drone non ti ho fatto vedere! Allora, il drone ovviamente ho trovato una mega occasione, non avrei speso diciamo tutti quei soldi per il drone, più che altro se non è che ci lavoro, hai capito, con i droni, ci cambio, questa è solo una passione. Certo il drone per attaccarci la GoPro e solo per attaccarci la GoPro chiaramente era una cosa che mi sarebbe piaciuta molto. Ho trovato il 3DR Solo, è una marca americana, un drone fantastico, fino a un paio d'anni fa dicevano che era il miglior drone in commercio. Ha molte funzioni intelligenti, ma soprattutto una volta sbloccato ti tira anche 2 km e ti fai 90 all'ora. Apriamolo. Dentro la confezione ci sta tranquillamente il drone, le eliche, il telecomando, la batteria ovviamente che adesso ho tolto e la vado a prendere, e il tablet messo qua. Preparare il dronello. Parte 1. Trovare il dronello. Dronello trovato. Parte 2. Cazzargli la batteria. Parte 3. Cattare il telecomando. Telecomando. Parte 4. Se ho tenuto bene i conti. Le eliche. Tac, una che va attaccata così. No, magari nel verso giusto. Ok. Tac 2. Nero con nero, grigio con grigio. Questa va dall'altra parte. E eccole qua. Adesso purtroppo piove. C'è anche vento, chiaro che non posso farlo volare. Qui ha il suo stabilizzatore, lo chiamano gimbal, cioè gimbal significa praticamente stabilizzatore, regolabile
dal telecomando. Cosa bella di questo, che cioè, mi piaceva soprattutto questo rispetto ad altri, è il fatto che è stato progettato con i tecnici della GoPro e quindi è tutto comandabile dall'app e dal telecomando. Quindi della GoPro non regoli solo l'acceso, spento e l'angolazione dello stabilizzatore, il su e giù, no? Puoi regolargli la luminosità, tutti i parametri, scattare fotografie, è una cosa incredibile. Cioè, per me che faccio tutto con la GoPro, mi piace far tutto con la GoPro, è una cosa eccezionale. Durata di questa cosina qui, che è la batteria, 25 minuti senza la GoPro, 20 minuti con la GoPro, è una cosa eccezionale. Stavo pensando di prenderne un'altra, costa 100 euro, però alla fine andando via in camper ho avuto modo di provare anche in Toscana, quindi insomma in posti dove il drone lo usi spesso, no? Cosa succede? Tu hai finito di usarlo, sei nel camper, cioè la metti subito sotto carica, quindi io non ho mai avuto la necessità di una seconda batteria. Per fortuna non sono stato frettoloso e non l'ho presa, insomma. Smontaggio drone col turbo, via eliche. Rimessaggio nella sua bella scatolauz. Si alza qui, telecomando, il copripiccio del telecomando, il drone, le eliche e la batteria, ma mettiamola anche qua. Boom, adesso costa piove, costo vento, chi è che no, non c'entra niente, costa pioggia, costo vento, mi metto a montare i video perché sono veramente indietro, Sì, non è un dovere, questo ci tengo a renderti partecipe perché tu sai, lo faccio come hobby. I guadagni di YouTube, come ti spiegavo su altri video, sono irrisori, veramente. Io credo di aver preso 140 euro in totale, per carità, va benissimo, non li butti via, ma non puoi assolutamente viverci, quindi insomma chiaro che gli dai i ritagli di tempo in primis, e seconda cosa lo faccio solo proprio perché mi diverto. A volte è anche rilassante, un po' come un film veramente, a volte mi annoio sinceramente, quando monto i video che sono là che parlo di camper mi svango i coglioni a me, però sei l'appassionato di camper, cioè proprio come oggetto materiale, no? Io sono molto attratto da sto cazzo di camper, quindi mi viene sempre a parlare del camper. In realtà ce ne sono tante altre cose belle di cui parlare, tipo adesso che sono in riva ai laghetti sotto la pioggia, senti, e questo è bello. Vabbè.